don't kill ourselves, we'll be the leaders of a messed up generation. If we don't kid ourselves, will they believe us if we tell them the reasons why? Did we take it too far? Take it too far? Did we chase the rabbit into Wonderland? Lose 100 grand, will they understand? It was all to stay awake for the longest. March on, always after us. Lost troops, half the class of us. You man ain't seen the last of us. Stick around, yeah, like it lasts the plus. Not half mast, raise our flag, kick the sand to let you know that we're coming and we're nasty, man. Don't need sleeping beauty, no, it's what you do to me. Come midnight and daybreak, yes please, gotta find me a namesake. We got faith but don't need Bibles. Take the Michael, hit my recital, white hold the title. Quite vital, we get high on the opposite of night. It was all to stay away for the longest time. It was long, it was wrong, but it felt so right. See you at the finish line, see you at the finish line. If you got the heart to join us. If we don't kill ourselves, we'll be the leaders of a messed up generation. If we don't kid ourselves, will they believe us if we tell them the reasons why? Did we take it too far? Take it too far? Did we chase the rabbit into Wonderland? Lose 100 grand, will they understand? It was all to stay away for the longest. March on, always after us. Lost troops, half the class of us. You man ain't seen the last of us. Stick around, yeah, like it lasts the plus. Not half mast, raise our flag, kick the sand to let you. Siamo con Artigiano alla fine del match Area Nord Spacey Shots. Un match che avete vinto per 3-2, avete battuto una delle squadre più forti del torneo. Diciamo che se non fosse per i 2 gol... Dopo potrebbe ripetere il nome del partito? Artigiano. Scandisci bene, per piacere. Artigiano, non di mestiere però, se lo dico io. Se non fosse stato per i 2 gol, diciamo, che avete preso, forse sarebbe stata più dura, però un'ottima prestazione la vostra. Loro hanno recuperato il 2-0 iniziale col 2-2 e poi avete trovato il gol finale con Romano, non proprio finale, diciamo che ha decretato il risultato. Sì, una squadra allora molto forte, se meritano la classifica quest'anno, hanno giocato sempre all'attacco, perché ovviamente erano in svantaggio e noi ci siamo difesi, abbiamo fatto quello che potevamo fare, l'importante è che abbiamo vinto. Certamente conta, in questi casi conta la vittoria, a prescindere dai gol che sono arrivati, però sicuramente ci ha condizionato il fatto che eravamo 2 gol in vantaggio, potrebbe sembrare una cosa positiva, invece poi siamo più subito dietro, abbiamo giocato male proprio con la testa, all'inizio non c'eravamo, poi alla fine siamo ripresi, comunque onore a quella squadra, all'altra squadra sono abbastanza forti. Hai qualche colpa forse sul posizionamento della barriera? No, la barriera del bastardo di Mauro si è spostato. Diciamo era un po'... La merda che si è spostato un po', che non si voleva, che pensava a tirare forte e si fa male le gambine, lui lo dice sempre lo spogliatoio, si fa male il ginocchio, la barriera e si è spostato. Però quando si è spostato per la seconda volta l'hai deviata sul palo da una grandissima merda. Là si avevo visto che quello se n'è andato, c'è canne e cose, ci devo pensare, io mi sono buttato subito. Le tue parate hanno salvato il risultato, la classifica di miglior portiere? No, avevi di fronte il detentore del premio? No, un grande portiere, a me già l'ho detto molte volte, non mi interessa la classifica, l'importante è che la squadra vada bene e si diverta. Avete battuto un record, vostro avete battuto un record, questa squadra non perdeva da 2 anni. Da 2 anni non perdeva questa squadra. Vabbè, ci hanno dato 2 gol di vantaggio, è stato più facile per noi, però comunque, allora speriamo che ci vedremo in finale per combattere da 0-0 e rifacciamo la rivincita. In bocca al lupo. Ciao.